Un vincitore, 21 perdenti. I perdenti o me li mangia a colazione. Freni a temperatura ottimale, ripeto, freni a temperatura ottimale. Colazione! Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Oggi potete vedere c'è un'atmosfera un po' diversa proprio perché proveremo una nuova modalità di commentary come vi avevo anticipato nel video precedente a questo, nel sondaggio delle prove libere. Allora, Gran Premio d'Ungheria ragazzi, vediamo un pochettino di visualizzare immediatamente il circuito, eccolo qua. Allora, è stato inaugurato nel 1986 per una lunghezza complessiva di 4.381 metri. Abbiamo ben 16 curve da affrontare. Il tracciato durante gli anni ha subito svariate modifiche. Nel 2016 addirittura ci sono state parecchie modifiche proprio per l'ingresso all'interno del campionato, all'interno del circuito del campionato di MotoGP. Comunque di solito le gare vengono effettuate durante il mese di agosto. Il terreno, il circuito è stato costruito su un terreno molto polveroso e quindi diciamo che è un circuito molto particolare all'interno dell'intero campionato di Formula 1 proprio per questa come diciamo caratteristica. Intanto per quanto riguarda il circuito stesso ragazzi, possiamo trovare una zona di attivazione del DRS proprio nella sezione in giallo, come potete vedere, zona di attivazione del DRS, il nostro rettilineo principale per effettuare sorpassi. Diciamo che una delle possibilità in cui è possibile fare sorpassi è magari dopo la curva 13 alla curva 14 esiste un secondo rettilineo, diciamo, all'interno del quale è possibile effettuare qualche sorpasso, proprio perché all'interno di tutto il circuito è molto complicato effettuare sorpassi, proprio perché ci sono svariate curve molto veloci ed è davvero molto difficile effettuare sorpassi. Comunque, dopo questa breve introduzione, vediamo di lanciarci immediatamente nella gara e capire quello che è accaduto. Vediamo un po'. Bene ragazzi, benvenuti all'interno della nostra griglia di partenza. Come potete vedere questa è l'immagine che ci è stata offerta dalla nostra regia. Benissimo, troviamo all'interno della prima posizione Nico Rosberg, seguito da Sebastian Vettel. In seguito troviamo Lewis Hamilton, Felipe Massa e successivamente Valtteri Bottas che parte dalla quinta posizione, seguito da Kimi Raikkonen e in seguito tutte le altre file. Allora, vediamo ragazzi un pochettino come riusciamo ad affrontare questo Gran Premio ragazzi, quindi vediamo un pochettino. Attenzione, 4 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio d'Ungheria. Vediamo un po', l'autovettura lascia una postazione di partenza. Ecco, attenzione, la Ferrari probabilmente dentro il sorpasso. Attenzione, la Williams si inserisce, attenzione, insieme a Massa, attenzione, cambio di direzione. Vediamo un po' all'interno della prima curva, quasi il contatto. Nessun contatto, ancora continuano, partono tutti con gomma gialla, come potete vedere, gomma abbastanza usurata per via delle qualifiche. Tanto Nico Rosberg, Felipe Massa, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, continua anche Vettel e Raikkonen, le due Ferrari, seguito dalle Red Bull. Ancora continuano, primo giro, passano immediatamente su curva 2, curva 3, avanzano ancora, rettilineo, tutto il serpentone continua ad andare avanti. Attenzione, inquadrato Valtteri Bottas, come potete vedere, che va all'inseguimento di Nico Rosberg dalla seconda posizione. Terza posizione invece Felipe Massa e ancora continuano nella sezione delle due chicane 1-2 seguiti da Hamilton, le due rosse avanti ancora, eccole qui come potete vedere. Si parte immediatamente quasi al termine ragazzi del primo giro, siamo quasi a metà e si continua ancora. Le due Williams, potete vedere, ottima partenza, si stavano un po' incrociando. Intanto sbavatura di Valtteri Bottas, intanto si continua all'interno. Vediamo un po', Nico Rosberg ha preso più o meno 2 o 3 secondi sul primo. Intanto torna Antone, ci troviamo probabilmente all'interno della 16ª curva e adesso pronti della 15ª curva e adesso pronti alla 16ª, rettilineo. Come potete vedere l'ala mobile verrà attivata tra qualche giro, finisce il primo giro qui in Ungheria ragazzi e attenzione, Hamilton tenta il sorpasso all'esterno, probabilmente anche la Ferrari esce, vediamo un po' in staccata, ottima frenata, quasi contatto con la Williams, ottimo motore, vediamo un po' se riusciranno a difendersi per bene con l'attivazione del DRS
Intanto si continua ad andare in avanti. La Ferrari ottiene un ottimo sorpasso. O forse no. Vediamo come si difende la Williams. Attenzione, ottimo sorpasso di Sebastian Vettel che costringe la Williams all'esterno. Ottiene la seconda posizione. Attenzione, Valtteri Bottas è stato, come dire, un po' imbottigliato all'interno della terza e quarta curva. Terza posizione per la Williams di Valtteri Bottas. Quarto Massa. Come potete vedere, è riuscito a ottenere un sorpasso su Lewis Hamilton, che per adesso combatte con Raikkonen nelle file posteriori. Vediamo un po' ancora Ferrari e due Williams che combattono l'una contro l'altra. Benissimo. Tra qualche giro, ragazzi, verrà come dire, concessa la prima sosta. Intanto un po' largo Bottas, circuito molto impegnativo. Vediamo in staccata quello che accadrà. Massa lo segue la scia. Attenzione, ancora dietro. Tenta di sfruttare al massimo il grip della sua gomma. Attenzione, 15ª curva, ancora dietro. Nella 16ª tenterà un sorpasso all'esterno. Attenzione, intanto fuori pista anche Raikkonen, Kimi Raikkonen. E attenzione, probabilmente in questo giro verrà attivato il DRS. Terzo giro, ragazzi, per noi. Vediamo un po'. DRS possibile sin da questo giro. Le due Williams, una contro l'altra, hanno guadagnato circa 3 secondi sugli altri. E ancora Massa è stato costretto all'esterno. Eccoci qua, come potete vedere ancora continuano tutti gomma gialla. Ci sarà un pit stop, credo, tra un giro. Probabilmente le finestre del pit stop apriranno tra un giro. E ancora si continua. Si va un po' sullo sporco per quanto riguarda la Williams. E ancora Rosberg, aggiorniamo la classifica. Rosberg, Vettel, Valtteri Bottas seguito da Massa. E successivamente probabilmente troviamo le due Red Bull, perfetto, che continuano ad avanzare. Eccole qui, seguite da Ferrari e dal nostro Lewis Hamilton. Ancora si continua, oggi una giornata abbastanza calda, troviamo circa 30 gradi centigradi e ancora si continua. Valtteri Bottas ancora ricopre la terza posizione, vediamo un po', si va un po' sullo sporco, chissà quello che accadrà ancora. C'è Massa che probabilmente vuole tentare il sorpasso in queste zone, non può farlo nel rettilineo 13-14, tenterà probabilmente più avanti. Intanto, ops, attenzione, avete visto, ragazzi, i freni incandescenti per cercare di ridurre la velocità massima dell'autovettura della Williams. Attenzione, ed ecco che Valtteri Bottas entra in box per lui, seguito dalla Ferrari di Kimi Raikkonen, come potete vedere. Vediamo un po', intanto avanzano le due Red Bull, anche Lewis Hamilton seguito da tutti gli altri piloti, Alonso, Jenson Button, perfetto, anche le Sauber, perfetto. Vediamo un pochettino, ecco qua, meccanici Williams mettono gomma gialla, nuovamente gomma gialla, quindi più grip per lui. Attenzione, anche Kimi Raikkonen effettua il suo pit stop, benissimo. Vediamo un po' come andrà. Perfetto. Ed ecco che rientrano in gara, come potete vedere, con gomma gialla. Adesso avranno leggermente più grip degli altri, proprio perché anche loro si dovranno fermare per cambiare le gomme. Raikkonen si è fermato appena adesso. Vediamo un po'. Abbiamo la Ferrari che probabilmente segue a una velocità abbastanza decisa la Williams. Dovranno tutte e due scaldare un po' le gomme, farle entrare in temperatura. Intanto si continua a seguire l'auto davanti. Vediamo un po' la regia cosa ci offre. Se non sbaglio, eccola là, Perez è proprio davanti a Valtteri Bottas, che tenta l'attacco. Ha una gomma migliore, una gomma più integra, sicuramente più nuova, cercherà l'attacco. Sta girando Perez proprio con una gomma usurata di circa 5 giri. Siamo al quinto giro. Vediamo un po' quello che si riesce a combinare. Intanto probabilmente Nico Rosberg continuerà a mantenere la gara. Ancora non ha effettuato il pit stop e ancora i freni, come potete vedere, vengono surriscaldati proprio per questo, per queste particolari condizioni del tracciato. E ancora si continua alla 16ª curva, si va in avanti e adesso probabilmente non è nel secondo, o sì, per attivare, non è nel secondo Valtteri Bottas per l'attivazione del DRS. Intanto esce Felipe Massa e anche Lewis Hamilton dal muretto box, eccoli là. Attenzione alla striscia bianca e ancora freni incandescenti per l'auto
di Valtteri Bottas. Intanto continuano nelle curve 1, 2, 3 e 4 a procedere. Eccoci qua, vediamo un po'. Probabilmente opteranno tutti per 2 soste, ragazzi. Sicuramente la gomma dura, che dà sicuramente per lo sprint lungo, verrà montata intorno al 10° giro. Il tracciato oggi si articola in 18 giri. Siamo quasi al termine del 6° giro. Come potete vedere, Valtteri Bottas guadagna molti decimi di secondo su Perez. Come potete vedere, riesce a ottenere davvero tanto. Si avvicina tantissimo. Vediamo dove tenterà il sorpasso. Rettilineo 13-14esima curva a breve. Vediamo un po', molto vicino. Gomma migliore, esce un po' fuori, ma ciò non lo limita parecchio. Guadagna tantissimo sulla Ferrari, come potete vedere. Tenta l'attacco. Attenzione, chissà dove proverà. È molto difficile adesso sorpassare. Vediamo un po', ancora è dura. Ecco il tornante. Ecco la 15esima curva. Si continua per la 16esima. Adesso grazie all'ala mobile tenta un sorpasso all'esterno. Vediamo un po', è troppo largo. Non riesce, attiva l'ala mobile. Attiva l'ala mobile, prende la scia fino all'ultimo. Ancora no, grande velocità in allungo di Perez, ed ecco che in frenata, attenzione, in frenata riesce a compiere un ottimo sorpasso, ma no, ancora, si difende benissimo. Perez, come potete vedere, ancora all'interno del curvone principale, si toccano quasi due, no, riesce a ottenere il sorpasso su Perez. Come potete vedere, riesce a guadagnare una posizione dopo i box, seguito dalla Ferrari di Raikkonen. Perez entra nel suo mirino. Allora ragazzi, benissimo, la gara sta procedendo bene. Come potete vedere, Valtteri Bottas è riuscito a guadagnare diverse posizioni nonostante un inizio davvero, diciamo, disastroso, proprio perché la gomma non è riuscita a reggere parecchio. Intanto si continua in avanti, eccoci qua, ancora si continua. Saremo al 7° giro se non sbaglio, qua inizio del 7°, ancora si continua, perfetto. Ultima sezione di curva, vedremo adesso un po' chi si è fermato ai box per cercare di capire più o meno come sta andando avanti la gara. Quindi vediamo, si continua in avanti. Vediamo adesso anche le ultime file, anzi nelle prime file chi si ritrova. Abbiamo Sebastian Vettel davanti, come potete vedere, che è un po' rallentato da Meri. Probabilmente dovrà entrare ai box. Vediamo un po', eccolo là Sebastian Vettel che si ritrova. Allora davanti abbiamo Meri, Sebastian Vettel, eccolo là. Vediamo un po' come... Ecco qua l'entrata della prima curva dopo il rettilineo. Intanto Raikkonen indietro tenta il sorpasso. Vediamo un po', attiva l'ala mobile. Vediamo un po', ancora si continua all'entrata della seconda e terza curva. Ecco, Meri davanti a Valtteri Bottas, lo mette nel mirino pronto ad attaccarlo. Valtteri Bottas, gomme adesso sicuramente in temperatura, anche Meri gomma gialla, sicuramente più usurata di quella di Valtteri Bottas, e nel suo mirino tenterà il sorpasso per cercare di acciuffare una nuova posizione del sorpasso. Zona molto difficile, gomma contro gomma, anzi a gomma bianca Meri, ha messo le gomme bianche al pit stop, quindi per uno sprint lungo. Attenzione, vediamo un po', combattono le due, tenta il sorpasso e riesce il sorpasso all'interno della quinta curva, proprio in prossimità della sesta, e adesso parte all'attacco del compagno di squadra. Come potete vedere, tenta probabilmente un nuovo attacco adesso, nuovo rettilineo, un po' si sbava in quella curva. Circuito sicuramente, ragazzi, molto complicato questo dell'Ungheria, sicuramente è uno dei circuiti. Attenzione, intanto con più grip cerca di ottenere il sorpasso. Attenzione, tenta il sorpasso sulla destra. Gomma bianca contro gomma gialla, vediamo un po'. Prende la scia fino all'ultimo con l'ala mobile e tenta il sorpasso nel rettilineo lunghissimo e riesce a ottenere un nuovo sorpasso. Adesso si mette alla caccia di Sebastian Vettel, che ricopre la seconda posizione. Quindi primo Rosberg, secondo Vettel, terzo Valtteri Bottas, ragazzi. Ovviamente altri piloti dovranno effettuare la sosta e montare una nuova mescola di gomma. Allora, vediamo un po'. Sapevate, ragazzi, che il circuito è stato anche reso disponibile al campionato Superbike e ovviamente anche al Moto Mondiale nei vari anni. Sì, non è un circuito, diciamo, molto utilizzato per varie competizioni automobilistiche, però tanti anni fa, diciamo, è stato utilizzato per per diverse categorie, come per esempio Superbike, ma anche il Moto Mondiale nel 1990. Comunque dal 2016 la MotoGP correrà anche in questo tracciato. Facciamo un attimino come dire,
un'analisi della nostra gara. Abbiamo prima posizione Nico Rosberg, secondo Vettel, terzo Valtteri Bottas che sta affrontando adesso le ultime curve per quanto riguarda questo nono giro. Vediamo un po', ragazzi, al più presto questa gomma non reggerà. Attenzione, troviamo una coda davanti a Valtteri Bottas. Vettel, ecco, entriamo. Stop, ragazzi, entriamo col pilota, ragazzi, alziamo il volume e vediamo quello che accade. Ebbene, avete visto, si è avvicinato, ha guadagnato ancora qualcosa su Sebastian Vettel, che è un po' imbottigliato tra Jenson Button, Ericsson e Nasr, che si trovano là davanti. Potete vedere adesso tenterà il sorpasso. Ricordiamo che Vettel ha una gomma, diciamo, necessariamente peggiore di quella di Valtteri Bottas. Intanto vediamo Nasr, Jenson Button che passano a tutta forza. Vediamo se si riesce a guadagnare qualcosa. Intanto digitalmente ricopriamo la terza posizione, Vettel secondo e primo Rosberg. Intanto si continua alla caccia, vediamo un po', attenzione ancora, eccoli là, tutto il gruppetto Jenson Button davanti a Valtteri Bottas. Vediamo se si riesce a ottenere il sorpasso, vediamo un po'. Eccolo, si prende la scia, si tenta un sorpasso in questa zona molto complicata. Sono tutti a 2 decimi di secondo. Intanto troviamo Ericsson davanti a Sebastian Vettel. Vediamo come si articolerà il giro davanti Daniel Ricciardo. Attenzione, vediamo un po'. Abbiamo 5 piloti tutti nell'arco di 5 decimi di secondo. Attenzione, vediamo un po' chi entrerà in box adesso. Ed entrano probabilmente Nasr, eccolo qua. Attenzione. Vediamo un po', entrano tutti gli altri piloti e rimane esclusivamente Vettel contro Valtteri Bottas. Tutte e due alla mobile attivata, vediamo un po', Hamilton dietro, vediamo un po', entrata della prima curva, vediamo se qui Bottas tenterà l'attacco, ma a quanto pare nessun bloccaggio. Nuovamente ala attivata, Ferrari molto ma molto più veloce della Williams, come potete vedere. Intanto si continua, come potete vedere, all'attacco. Sicuramente Lewis Hamilton ricopre la quarta posizione, quindi ragazzi possiamo notare una, come dire, una classifica provvisoria composta da Rosberg, Vettel, Valtteri Bottas e successivamente il nostro Lewis Hamilton. Diciamo che circa 4 decimi di secondo Sebastian Vettel, anzi adesso quasi guadagna un secondo, diciamo che è molto più rapido. Adesso Bottas un po' va a sbavare sull'esterno. E adesso dovrà mettere la gomma dura, sicuramente. Vediamo un po'. Adesso siamo arrivati al 10° giro, mancano 8 giri al termine. Sì, siamo quasi, ragazzi, a metà gara. Dovrà mettere necessariamente la gomma dura proprio perché il grip sta per terminare. Ancora no, decide di effettuare un altro giro. E intanto, ragazzi, facciamo una piccola pausa, vediamo un po' quello che accadrà nei prossimi giri. Bentornati, ragazzi, come potete ben vedere Valtteri Bottas continua a mantenere la terza posizione, entra in box insieme a Lewis Hamilton, il quale si avvicina davvero tanto. Adesso sarà una lotta meccanici Mercedes contro meccanici Williams. Attivano tutti e due il limitatore. Vediamo un po'. Ecco, attenzione, anche Jenson Button dovrà, anzi no, eccolo là, Lewis Hamilton dovrà entrare. Eccolo qua, perfetto. Williams Racing, vediamo un po'. 2 secondi e 4 pit stop della Williams. Come potete vedere Hamilton è riuscito a guadagnare la terza posizione, quindi quarto. Valtteri Bottas mette la gomma dura, gomma bianca, per sprint lungo. Si continua. Chissà se adesso riuscirà a ottenere, diciamo... Attenzione, esce contatto quasi con Fernando Alonso. Se riuscirà a ottenere la quinta o quarta posizione. Intanto non è riuscito per bene a ottenere la quinta posizione. Blocca un po' davanti l'autovettura. Intanto si cerca di andare a tutta forza. Grosjean davanti a Valtteri Bottas, come potete vedere. Chissà se riuscirà a ottenere il sorpasso per ottenere la quinta posizione su Grosjean. Vediamo un po', lo studia. Attenzione, attenzione, ancora Valtteri Bottas nella sezione quasi delle curve veloci. Adesso le due chicane. Tanto Hamilton procede, tenta il sorpasso con Grosjean, accarezza il cordolo. Si toccano le gomme un po' sullo sporco. Sembra una gara di rally oggi. Il circuito molto polveroso, come vi ho detto, però anche Valtteri Bottas un po' va a sbavare. E ancora continua.
va a prendere la scia, attenzione, ancora, attenzione, guadagna tanti decimi di secondo, va un po' a sbavare, tenta in staccata, attenzione, vediamo un po', accarezza il cordolo, attenzione, va al limite di una penalità. E attenzione, vediamo ancora, secondo Vettel, terzo Hamilton, attenzione, incidente clamoroso, Grosjean, è uscito fuori pista, attenzione, perde un po', non ho visto bene Valtteri Bottas, però sicuramente ha perso qualcosa Grosjean in difesa della sua posizione, è uscito fuori pista, intanto rientra anche in pista Kimi Raikkonen, come potete vedere. Si parte adesso con gomma dura per lo sprint lungo per capire quello che accadrà nei prossimi giri. Rosberg, Vettel, Hamilton, Bottas e ritroviamo inoltre quinta posizione anche Kimi Raikkonen che cercherà l'attacco nei prossimi giri di Valtteri Bottas, ragazzi. Vediamo un po'. Ed eccoci ragazzi nuovamente in gara, vediamo un po', allora aggiorniamo un po' il circuito, ritroviamo Valtteri Bottas inseguito da Kimi Raikkonen, come potete vedere ha guadagnato parecchio, la gomma di Raikkonen è gialla, come potete vedere, sicuramente tenterà un sorpasso a breve, Raikkonen ha optato per una strategia diversa, ha montato gomma bianca prima, adesso gomma gialla, tenterà probabilmente un sorpasso su Valtteri Bottas, gomma più prestazionale rispetto a quella di Valtteri Bottas, attenzione, vediamo un po' Raikkonen cosa tenterà in questa fase, probabilmente attiverà l'ala mobile, intanto ritroviamo Ricciardo davanti a Felipe Massa, attenzione ancora, ala mobile attivata per la Ferrari, attenzione all'esterno, vediamo un po' quello che riesce a fare, eccola, si trova all'esterno, Bottas tenta di dargli l'esterno per sfruttare l'interno della curva, attenzione, ottima difesa da parte della Williams, attenzione adesso nella sezione numero 2, attenzione, vediamo un po' bloccaggio per Valtteri Bottas, intanto si continua verso l'attacco di Daniel Ricciardo che si trova davanti a Valtteri Bottas. Comunque quinta posizione per Valtteri Bottas, sesta per quanto riguarda Kimi Raikkonen, vediamo un po' quello che si riuscirà a fare. Mancano ragazzi pochi giri al termine, quindi la gara sta quasi per terminare, diciamo che Valtteri Bottas è un po' imbottigliato, Raikkonen lo punta in maniera continua, cerca di prendere la sua posizione, vediamo un po', va molto lungo, esce fuori pista, però riesce a tenere la macchina e ancora la Ferrari cerca un po' di catturare quella quarta posizione, se non sbaglio si ritrova in quarta posizione, quinto Raikkonen, quindi davanti abbiamo Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Ricciardo, ma sì, perfetto, Valtteri Bottas, perfetto, quindi Raikkonen tenta di acciuffare la quarta posizione, vediamo un po' se adesso riuscirà a farlo, entriamo in macchina con Valtteri Bottas, vediamo un po' se vediamo sbucare alla destra la Ferrari di Kimi Raikkonen. Ed eccola, tenta il sorpasso e riesce a inserirsi benissimo all'interno. Ottimo sorpasso da parte della Ferrari. Quinta posizione per la Williams con Valtteri Bottas. Quarto Raikkonen con la nuova ala mobile attivata. E parte all'inseguimento di Daniel Ricciardo per questo nuovo obiettivo. Adesso, allora ragazzi, continua la gara, quinta posizione per Valtteri Bottas, come potete vedere gran premio molto intenso, vediamo ragazzi quello che accadrà adesso all'inseguimento della Ferrari di Kimi Raikkonen. Eccoci ragazzi al termine del giro, come potete vedere abbiamo tre piloti l'uno davanti all'altro, vediamo un po' quello che tenteranno di fare, intanto abbiamo Felipe Massa che continua a seguire Kimi Raikkonen, eccolo qua. Tre piloti più o meno tutti nel giro di 2 decimi di secondo, attenzione, vediamo un po' la mobile attivata per 2 macchine su 3, vediamo un po' adesso in staccata, ecco Valtteri Bottas anche vuole tentare il doppio sorpasso e forse riesce a farlo, ma la Ferrari con un'ottima trazione riesce a bruciare la Williams come potete vedere, ma ancora probabilmente all'entrata della curvona non riesce, niente, però ottimo sorpasso effettuato sulla Red Bull. La Williams parte all'inseguimento della Ferrari anche se ha una gomma diciamo non adatta a questo sprint veloce, però nonostante tutto riesce ad effettuare davvero un ottimo sorpasso. Adesso si passa, come avete visto, avanti e si cerca di come dire, catturare la posizione di Kimi Raikkonen, anche se è molto più veloce, guadagna decimi in costante aumento a giro.
E adesso si procede in avanti. Ragazzi, cercherò più avanti di attuare, diciamo, in queste gare. Attenzione! Si sbava un pochettino. Sembra una gara di rally. Magari, se qualcuno mi spiega come fare, vorrei aggiungere magari a ogni giro che passa, se vi piace questa idea, in alto a destra una specie di segnalino che aumenta in valore col passare dei giri. Non so se si può fare direttamente, magari qualcuno che se ne intende può contattarmi. Magari un segnalino perché, come potete vedere, la gara siamo quasi all'ultimo giro, la gara va avanti, io mi regolo più o meno con il tempo. La gara va avanti, però io non so precisamente a che giro siamo, mi regolo un po' da quello che mi ricordo. Sarebbe bello magari a ogni giro un segnalino che qui aumenta di valore, non so, 1, 2, 3 fino al 18° giro. Così uno magari si rende conto. Bene, ovviamente questo ragazzi è il replay. Come potete vedere siamo proprio dietro Kimi Raikkonen, siamo al quinto posto. Tentiamo adesso l'attacco, quindi primo Rosberg, secondo Vettel, terzo Hamilton, quarto Kimi Raikkonen e quinto Valtteri Bottas. Troviamo al sesto posto Ricciardo e al settimo posto Felipe Massa. Allora, come potete vedere la gara sta quasi per terminare. Spero ragazzi che questa idea vi sia piaciuta. Diciamo colpi di scena per adesso non credo ce ne saranno. Era un po' un video di prova questo, una prova che stiamo effettuando per dare un tocco diverso ai gameplay di Formula 1, perché diciamo che anche a me il vecchio stile un po' diciamo mi è risultato sempre ripetitivo. Quindi vediamo un po' come va così. È un primo abbozzo questo, dobbiamo cercare di migliorarlo, se vi piace, se no continuo a fare la vecchia modalità. Ovviamente mi servirebbero, per rendere la cosa molto più realistica, i tempi sul giro, le autovetture che ci sono davanti e dietro, la possibilità di muovere la telecamera, perché così si può guardare solo la nostra macchina e magari un po' tutte, però... e poi avere anche i tempi, la classifica sempre aggiornata. E finisce la gara, come potete vedere. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.